Sono parole, oggi la gioia è indescrivibile, è inutile parlare della gara perché la gara c'era solo da portare il risultato a casa, si aspettava solo il fischio finale, alla fine è stato veramente un tripudio, un abbraccio lungo con tutti i nostri tifosi, lo aspettavamo come dici tu a 34 anni e l'orgoglio di avercela fatta è veramente tanto. Questa è una squadra, una società, è una squadra che è praticamente in classifica da 2 anni. In 57 gare abbiamo perso solo 3 gare, per cui che dire, il nostro direttore sportivo ha fatto in 2 anni veramente un lavoro stratosferico. Noi chiaramente l'abbiamo supportato dove era giusto supportarlo, ma la cosa più difficile è stata avere veramente la forza di ripartire dopo quel risultato che, come sappiamo tutti, ci pesa e ci pesa ancora oggi. Però ce la godiamo ancora di più oggi perché era giusto vincerla sul campo, ce lo meritavamo già l'anno scorso, l'abbiamo dimostrato quest'anno che siamo una società, una piazza che merita la Serie D e adesso con orgoglio andiamo a calcare che potesse vincere il Conte. Lo abbiamo fatto per questa gente, per la gente di Enna. Noi l'anno scorso avevamo subito un torto perché un errore arbitrale ci aveva condizionato e avevamo 2 possibilità, o lasciare tutto oppure metterci testa bassa e ricominciare a lavorare per vincerla sul campo. Ci eravamo dati, io, lui e il direttore sportivo, un impegno, una promessa, vincerla sul campo e oggi l'abbiamo realizzato, è un grande sogno, una grande emozione e l'abbiamo fatto veramente per la nostra gente, per la gente di Enna. A Enna siamo abituati a mettercela tutta per portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. Quando leghi la città a un progetto sportivo poi difficilmente questo si allenta, per cui noi la vittoria l'abbiamo perché questa festa è partita oggi ma durerà per settimane perché ad Enna la città ha fatto, come vedi, ha fatto propria questa squadra, è la squadra della città. Ringrazio tutti. È stata un'annata incredibile, soffertissima fino ad oggi. Abbiamo coronato un sogno, non riesco ancora nemmeno a credere e trovare le parole adatte per il momento perché è veramente indescrivibile la gioia che abbiamo provato io in primis, tutti i ragazzi, ma soprattutto questo magnifico popolo ennese, questa magnifica cornice di pubblico indescrivibile per un campionato di eccellenza. L'hanno meritato tutti, l'hanno meritato la squadra, il mister, lo staff, la società, la città, i tifosi, tutti. E da solo non sarei mai potuto riuscire nell'impresa che abbiamo fatto, e soprattutto dopo l'anno scorso. Ripetere un altro campionato di vertice come abbiamo fatto è stato non trovo le parole, è stato incredibile. Sono arrivato 4 anni fa e il pubblico ad Enna era quello che era e oggi ci siamo ritrovati oggi dopo 4 anni con 500 tifosi a seguito a Brolo per una magnifica promozione, quindi la dimensione dell'Enna è chiaro che in questi anni è cambiata fino all'apoteosi di oggi che, ripeto, è indescrivibile. Quello che ci hanno trasmesso i tifosi in questi 2 anni, se lo meritavano, ce lo meritavamo noi, abbiamo fatto tanti sacrifici, dopo l'anno scorso comunque il rammarico c'è stato, così
tutto bello, indimenticabile veramente. Lo scontro diretto giustamente è stato importante, però abbiamo spinto anche questo finale di campionato, anche oggi non era facile, partita tirata fino all'1-0, abbiamo lottato con i denti, l'abbiamo voluto veramente, tutti i ragazzi con tutto il cuore, veramente. Abbiamo spinto fino essere il capitano di una squadra così importante, ho gente più grande che rispetto, anch'io imparo sempre, Cocimano, Zappalà. Grande capitano!